Una rete assistenziale per le malattie neuromuscolari, ovvero l'integrazione e collaborazione tra strutture ospedaliere territoriali che possa garantire accessibilità e continuità delle cure, migliorando così la qualità di vita e prevenendo le complicanze nei pazienti, una parte dei quali è colpita da forme croniche gravemente invalidanti, che richiedono diagnosi, terapia e assistenza con percorsi specifici e multidisciplinari. E quanto si prefigge il documento approvato dalla Giunta regionale friulana su proposta dell'assessore alla salute. Finalmente siamo arrivati a questa delibera che sancisce un'importante organizzazione, la rete per tutte le malattie neuromuscolari, all'interno del quale c'è anche la SLA, ma in realtà riguardano come diagnosi accertata oggi 785 persone in regione, solo quelle note e conosciute. È una cosa sulla quale abbiamo lavorato molto insieme alle associazioni e adesso possiamo dire di avere veramente una rete organizzata. Siamo partiti dal recepimento di quello che era stato fatto nell'accordo Stato-Regioni, ma da quello poi abbiamo organizzato una vera e propria rete che vede coinvolta tutta la regione, un centro hub, un centro di coordinamento. In ogni azienda si prevede un gruppo interprofessionale che si prenda a carico delle persone che dovessero arrivare in ospedale, nei distretti, negli ambulatori di medici di medicina generale con queste patologie, che sono patologie che colpiscono non solo la persona ma anche tutta la famiglia, e quindi c'è bisogno veramente di una rete organizzata per una vera presa in carico multiprofessionale, percorsi dedicati, per esempio in pronto soccorso, formazione del personale, dei medici, ma anche dei medici di medicina generale, degli infermieri, dei fisioterapisti dedicati a questo tipo di patologie che richiedono una conoscenza profonda per poter essere affrontate in modo adeguato. Ringrazio ancora le associazioni che hanno collaborato a questo documento, che per noi sono un valore importante perché ci hanno aiutato anche a fare le cose che veramente vanno nella direzione di dare una risposta alle famiglie. Nelle forme croniche e più severe di queste malattie, la persona deve essere accudita 24 ore su 24 e ha necessità per respirare di una ventilazione meccanica, talvolta invasiva, e di una nutrizione con alimentazione artificiale. La rete individua 2 strutture per l'organizzazione: il Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Neuromuscolari e il Gruppo Integrato Neuromuscolare.